Rimprovera un ragazzino che gli taglia la strada sulla pista ciclabile, viene picchiato selvaggiamente da un gruppetto di minorenni, è accaduto a Oderzo, vittima un 56enne, nessuno è intervenuto in suo aiuto. Ipotesi hub per migranti a Crespano nell'ex collegio delle suore, il sindaco dice no in pressing, anche l'opposizione che chiede un consiglio comunale straordinario. Gravissimo a Cimadolmo un 25enne che nel pomeriggio stava compiendo delle evoluzioni con mini moto insieme a un amico, caduto a terra, è stato trasportato in ospedale. La folle corsa a 200 all'ora tra Ponte nelle Alpi e Belluno, poi la jeep in bocca all'autostrada e sfonda la sbarra del Casello, poi lo schianto a Vittorio Veneto, ferito il conducente un 22enne di Agordo. Avrebbe compiuto oggi 28 anni Andrea Soligo, il giovane papà morto 2 anni fa sul lavoro a Tezze sul Brenta. Oggi a Caerano gli è stata dedicata una panchina bianca, a scoprirla i figlioletti. Opposizioni sempre più agguerrite a Treviso contro la realizzazione del Park Vittoria, cartelli in mano hanno protestato davanti al monumento ai caduti, pronti a ricorrere al TAR. Finalissima di Supercoppa di Spagna domani sera in diretta su Antenna 3 dalle 20, in campo il meglio del calcio europeo con il classico Barcellona-Real Madrid. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, la cronaca in primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali che ci porta a Oderzo, dove un 56enne è stato picchiato da una baby gang mentre percorreva una pista ciclabile in pieno centro. L'uomo era caduto a causa di un minore che gli ha tagliato la strada, che lo ha poi aggredito con calci e pugni, ma ci racconta tutto il nostro Nicola Marcato. Mi ha fatto cadere, mi sono rialzato chiedendo spiegazioni e senza neanche fiatare mi sono preso 2 o 3 pugni nell'occhio, così tum tum. Pugni al viso, calci e ginocchiate. Dopo aver investito per sbaglio un ragazzo uscito improvvisamente dal portico, la rissa è scattata con un'incomprensibile violenza. Allora arrivavo da qui, ho girato e me lo sono trovato qui. Boom, e là sono caduto. Ad avere la peggio Mauro Zanuto, ex rugbista che stava tornando a casa dal lavoro come ogni sera in bicicletta all'altezza del Ponte Gattolè in pieno centro storico a Oderzo. Malmenato da un gruppetto di ragazzi solo perché una volta rialzato dall'asfalto ha rimproverato il minorenne, sbucato all'improvviso dal portico dicendogli che non era permesso attraversare la pista ciclabile in quel punto. Immediata la reazione. Parlando in questo modo strano che hanno i Maranza di adesso, con questo non mi toccare bro, ma ragazzi, qua si tratta di che ti ho chiesto spiegazioni perché mi hai fatto cadere. Ho ricevuto questi 2 o 3 pugni, l'ho bloccato, l'ho fermato, chiedendo aiuto ai passanti che chiamassero i carabinieri. Ma almeno 4 ragazzi sono subito intervenuti percuotendolo per far scappare il loro amico. Lo hanno aiutato, mi davano qualche calcio sulla schiena, mi liberavano le braccia, ogni volta che tentavano, che lui riusciva a divincolarsi mi dava botte ancora, mi colpiva e io l'ho tenuto finché ho potuto. Nonostante le urla, le richieste di aiuto, nessuno è intervenuto. Un uomo ha visto tutto, ma è rimasto impietrito di fronte a tanta violenza. Mi fa proprio male è che nessuno abbia chiamato i carabinieri che sono a 100 metri. E i vigili a 80. Quando gli uomini dell'arma sono arrivati, il gruppetto di teenager si era ormai defilato. Zanuto, medicato al pronto soccorso, ha rimediato 7 punti di sutura sopra l'occhio e 4 all'orecchio ed è stato dimesso con 1 settimana di prognosi. Li ho denunciati e appunto i carabinieri so che stanno facendo le loro ricerche, probabilmente so che hanno anche già qualcosa in mano perché nel mondo di adesso in città e anche nelle cittadine come Oderzo ci sono telecamere un po' dappertutto, quindi probabilmente c'è già qualcosa. Dalla Marca orientale spostiamoci in Pedemontana, a Pieve del Grappa, a Crespano in particolare, dove tiene banco l'ipotesi di un maxi hub per migranti. Ne abbiamo parlato ieri sera in anteprima e ci sono le reazioni della politica locale.
Quello che però preoccupa di più, ieri sera con questo annuncio mi hanno già contattato i cittadini, quello che preoccupa di più è che siamo un paesino piccolo che non ha i trasporti nemmeno per i cittadini, diventerebbe sicuramente una situazione che comporta una serie di difficoltà, non solo di integrazione, perché siamo, ripeto, un paese piccolo, ma soprattutto perché i servizi qui non ci sono, siamo al confine dell'impero. Ai confini dell'impero, alle pendici del Grappa, non ci sarebbe quindi spazio per un maxi hub per migranti, ipotesi sul tavolo della prefettura di Treviso in vista dell'incremento di flussi atteso per la primavera. Gli occhi sono puntati sull'ex collegio delle Suore di Maria Bambina del Belvedere, 10.000 metri quadrati, buona parte inagibili, fatta eccezione per il teatro che ospita le associazioni del territorio. Siamo in via dell'Orfanotrofio, a ridosso del centro di Crespano. Lo stabile è ancora in mano alle suore. La prefettura mi ha confermato anche stamattina che non c'è nulla di confermato, nulla di deciso, sono interlocuzioni che stanno facendo penso un po' con tutta la provincia. Quindi lei dice no, almeno nel breve periodo? Secondo me no, nel senso che io ieri sera appunto ho scoperto da voi che c'era questa ipotesi di questa realizzazione di questo maxi hub. In realtà ogni prefetto sistematicamente è venuto a visitare questo immobile come altri e sistematicamente è stato scartata come ipotesi. Insomma, il tema è ricorrente. Un mese fa l'ultimo confronto tra sindaco e prefetto nel corso di una visita con diversi punti all'ordine del giorno. Il prefetto aveva visitato una struttura a Fietta e doveva ancora visitare quella di Fietta era stata scartata. Su questa gli avevo appunto spiegato che a suo tempo l'alberghiero l'aveva abbandonata proprio perché non c'erano i requisiti di sicurezza. Immagino che se non andava bene per una scuola probabilmente far vivere delle persone ancor meno. La partita è aperta e il fronte diventa anche interno. Per l'ex sindaco Nico Cugnal serve una posizione ancora più netta. Quello stabile, dice, va valorizzato dal punto di vista turistico, questione anche di sostenibilità. Pieve del Grappa ha poco più di 6.000 abitanti. Questa è la nostra richiesta di convocazione del Consiglio Comunale d'urgenza. Il sindaco dovrebbe fare questo per tranquillizzare tutti. Dal Consiglio Comunale deve emergere chiarissimo il no a questo tipo di iniziativa. Queste le reazioni della politica locale, della maggioranza dell'opposizione. Ci sono poi le reazioni dei cittadini tra favorevoli e contrari. C'è anche chi chiede un approccio realistico perché dicono serve manodopera. No, io dico no, anche per le attività e tutto quello che è. Siamo in una completa, come si può dire, discesa, non abbiamo più nulla, manca solo che abbiano anche un hub di questo genere. Insomma. Sicuramente per il paese non sarebbe opportuno. Insomma. Va distribuito in maniera equa su tutti diciamo, i vari paesi, i vari comuni, secondo me. L'ipotesi di un maxi hub per migranti nel cuore della Pedemontana divide. C'è chi dice un no secco, chi preferisce l'accoglienza diffusa, chi ancora è pronto ad aprire le porte. È un problema giusto così, insomma, secondo me può essere una buona cosa, si dà una mano, giustamente. Da parte mia sono sposato con un'africana, dunque sono libero a 360 gradi. È logico che ognuno deve avere il suo lavoro e il suo che per instaurarsi il meglio possibile nella comunità e tutto quanto. Lei non è assolutamente contrario a priori, diciamo serve una sostenibilità di più. Esatto, anche quello, sì, importante quello. I migranti vanno accolti in un certo senso e vanno anche integrati. Quindi c'è una politica di accoglienza, una politica di valorizzare queste persone. Si sente dire che non trovano lavoro e naturalmente dovrebbero anche pagarli, però non sottopagarli continuamente. In un territorio manifatturiero, quindi, l'approccio per molti deve essere realistico. Lo dimostrano anche alcune storie. È il caso di Jimmy. Sono di Albania, vivo da più di 30 anni qua in Italia. Adesso alla cittadinanza? Sì, da 2 o 3 anni che ho la cittadinanza. Dove lavoro io ci sono dei migranti che lavorano tramite agenzie, 2, 3, che fanno contratti a tempi non indeterminati. Ci sono. Agiri, residente anche lui a Pieve, è di origine kosovara. Io prendo cittadinanza italiana da 5 mesi fa. Io e mia moglie, io mi piace l'Italia, io ce l'ho un fratello in Svizzera, in Germania, io non vado. Per i migranti, volendo, il lavoro c'è. Sì, qua non differenza, qua non vedere se è straniero o italiano. Se tu lavorare, il padrone non mette differenze. È bellissimo padrone, bellissimo, sì.
Ritorniamo alla cronaca. È ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Treviso il 25enne di Maserada che oggi nel primo pomeriggio è caduto mentre provava una pit bike in un parcheggio della zona industriale in via Bagato a San Michele di Piave, frazione Cimadolmo. Il giovane assieme ad un amico stava facendo delle evoluzioni con la minimoto quando all'improvviso ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra sbattendo violentemente la testa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM-118 che con l'elicottero hanno trasportato il giovane al Cafoncello di Treviso dove è ricoverato in prognosi riservata. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Conegliano, raccolta la testimonianza dell'amico che ha assistito all'incidente. Le sue condizioni sono per l'appunto gravissime. Si schianta con l'auto in A27 nei pressi del casello di Vittorio Veneto Sud. Grave un giovane agordino di 20 anni. I carabinieri di Belluno l'avevano visto sfrecciare a tutta velocità a Ponte nelle Alpi e nella notte c'è stato anche un altro inseguimento lungo la Pontebana che si è concluso con l'arresto di un 24enne. I carabinieri in servizio di pattuglia l'hanno vista sfrecciare a tutta velocità sul rettilineo tra Belluno e Ponte nelle Alpi. L'auto, una Jeep Renegade, procedeva come un missile verso l'autostrada, sorpassi azzardati, acceleratore a tavoletta. I carabinieri si mettono all'inseguimento, ma l'auto li semina. Quando i militari arrivano al casello della A27 a Ponte nelle Alpi, trovano la sbarra battuta, entrano in autostrada e dopo una trentina di chilometri all'altezza del casello di Vittorio Veneto Sud si trovano davanti l'auto schiantata contro il guardrail. Subito sono stati allertati i soccorsi, sul posto i sanitari ed i vigili del fuoco. Il conducente dell'auto, un ragazzo di 20 anni, di origini romene, residente ad Agordo, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale Cafoncello, dove è ricoverato in gravi condizioni. Non si conoscono al momento le ragioni della folle corsa. E nella notte c'è stato anche un altro inseguimento, stavolta lungo la Pontebana. I carabinieri hanno intercettato un'auto che non si è fermata all'alta ed è fuggita. Ne è seguito un lungo inseguimento da Conegliano fino a Susegana, attraversando Mareno e Santa Lucia di Piave. Alla fine i militari sono riusciti a bloccare l'auto. Il conducente, un 24enne italiano, è risultato positivo all'alcol test e trovato in possesso di 2 grammi di hashish. Arrestato e processato per direttissima, è stato sottoposto ad obbligo di dimora negli orari notturni. Rimaniamo sulle strade del Veneto. Ieri la caduta del masso a Valbrenta, nel cuore della Valsugana, con la chiusura del tratto, ripercussioni in tutta la parte alta del Veneto, compresa la provincia di Treviso. Ieri tardo pomeriggio, quando c'è stata la chiusura totale della statale 47, tutto il traffico pesante che deve andare verso Trento, verso Feltre, si è incolonnato nelle nostre strade provinciali e comunali che passano in centro paese. Di conseguenza ci siamo trovati nella condizione di dover intervenire con la protezione civile, con quello che potevamo fare con la nostra polizia locale e anche col supporto di alcuni cittadini, devo ammettere, perché la strada più breve che davano i GPS era quella del Monte Grappa e di conseguenza qualche camion si è incolonnato lungo la Cadorna nel tentativo di oltrepassare questo che è uno snodo abbastanza cruciale, e quindi ci troveremo tutto il traffico pesante riversato sulle nostre strade. Quello che è l'incrocio, la rotatoria che vedete alle mie spalle, sarà lo snodo per tutti i camion che dovranno andare verso Feltre e addirittura verso Trento, e di conseguenza anche quello che è una ipotesi di viabilità alternativa deve essere valutata attentamente, ma soprattutto con tempestività. Già deve essere valutato con tempestività il fragile equilibrio della rete viaria che attraversa i nostri paesi, perché la chiusura dell'SS 47 Valsugana dopo la caduta del masso a Valbrenta, con traffico pesante off limits, sta provocando disagi importanti che vanno a gravare sull'intero territorio interessato, arrivando sino al Trevigiano con la deviazione sulla Feltrina dei camion per raggiungere Trento. Il sindaco Bontorin, come il collega di Valbrenta, punta il dito contro una viabilità non tenuta nella dovuta considerazione. È evidente che la Valsugana torna come priorità assoluta, e ieri sera, quando c'è stato il blocco del traffico, si è prima come al solito visto che manca un protocollo di chiusura per quello che sono i comuni sui quali grava il traffico quando si va con la viabilità alternativa. Prima cosa. Seconda cosa, la Valsugana è oggetto di studi che vanno avanti ormai dal mio inizio mandato, ma penso anche dei precedenti 30 anni, e adesso ogni volta ci si trova a dover fare i conti con il fatto che la Valsugana è uno snodo strategico e non ha l'attenzione dovuta. E su una cosa non transige. L'emergenza non deve durare mesi, non deve durare settimane, deve durare qualche giorno.
Avrebbe compiuto oggi 28 anni Andrea Soligo, il giovane papà morto 2 anni fa sul lavoro a Tezze sul Brenta. Oggi a Caerano di San Marco gli è stata dedicata una panchina bianca. A scoprirla sono stati i figlioletti. Invito i piccoli Nicolò, Talia, i bambini di Andrea e Chantal, la nipotina, a scoprire la panchina e poi Don Roberto per la benedizione. Sono passati 2 anni dalla morte sul lavoro a Tezze sul Brenta di Andrea Soligo, 26 anni appena, e sono stati i suoi figli a scoprire la panchina che la famiglia gli ha voluto dedicare nel centro di Caerano di San Marco, e questo in un giorno particolare, come spiega la mamma Paola. Questa panchina bianca rappresenta il simbolo di mio figlio. Oggi avrebbe compiuto 28 anni, è morto 2 anni fa, il 5 di gennaio. Su quei fatti, con la caduta fatale di Andrea da una scala a 3 metri di altezza, la Procura di Vicenza ha chiesto e ottenuto l'archiviazione. La stessa moglie di Andrea, Giorgia, aveva scritto una lettera alla Premier Meloni. Abbiamo chiesto diverse volte di riaprire queste indagini, non sono mai state riaperte. Nessuno voleva parlare e spiegare il fatto, e noi siamo arrivati a questo punto che abbiamo chiuso, cioè ci è stato chiuso tutto. Adesso proviamo con la panchina bianca, proveremo di nuovo, vediamo cosa si può fare, però non vedo niente di buono. Intanto però volete preservare giustamente la memoria di vostro figlio. Esatto, intanto preserviamo la memoria di Andrea e poi vediamo cosa succede, anche perché lui aveva 2 bambini, per noi i 2 bambini sono tutto. Chiedono del papà ovviamente. Sempre, loro vanno in cimitero, loro chiedono, oggi era il compleanno, hanno fatto tanti auguri al papà rivolti al cielo, speriamo che... Sullo sfondo la piaga degli incidenti sul lavoro, ancora troppi, dice Papa Gianni, anche nella Marca trevigiana. Ci resteranno sempre perché non ci sono controlli, non c'è niente, cioè vai al lavoro e non sai se arrivi sera o no, capito? Era giovane, con una famiglia, un avvenire avanti, è difficile dimenticare. La bambina assomiglia tutto al papà, è una cosa, cioè li senti parlare del papà faceva l'albero, papà qua, papà là, cioè è una cosa che ti distrugge. La cronaca, una 55enne di Vittorio Veneto si è infortunato stamane mentre faceva legna in località 9. A soccorrerlo gli uomini del soccorso alpino di Pieve di Cadore, che giunti nei pressi del luogo dell'incidente con i mezzi di soccorso hanno poi raggiunto il ferito procedendo a piedi nel bosco. L'uomo è stato poi imbarellato e con l'elicottero trasportato all'ospedale. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Ed è deceduta in ospedale Daniela Biscaro, la 72enne di Villorba, investita 2 settimane fa mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali a San Biagio di Callalta. Si tratta dell'ennesimo incidente mortale sulla Postumia che allarma i residenti e interroga. Dopo 2 settimane di agonia è morta all'ospedale Cafoncello di Treviso Daniela Biscaro, 72enne di Villorba, investita nel pomeriggio del 29 dicembre mentre attraversava sulle strisce pedonali via Postumia a San Biagio di Callalta. La donna stava andando al funerale di un'amica. A travolgerla in un violentissimo impatto c'era un 30enne. Nella strada regionale che percorre San Biagio di Callalta negli ultimi mesi sono stati numerosi gli incidenti stradali, alcuni dei quali hanno causato vittime e feriti gravi. La cittadinanza è preoccupata per la sicurezza anche per i più giovani e chiede interventi urgenti da parte delle autorità competenti. Non ti vedono assolutamente, io abito qua ma ho sempre paura di attraversare perché è veramente pericoloso. Beh certo sì, bisogna stare molto attenti, avere non 2, 4 occhi. Alle volte c'è qualcuno, specialmente qualche camionista che corre veloce, però insomma
linea di massima la gente va piano, solo che qualche caso c'è sempre. Le cause degli incidenti sono molteplici, le condizioni meteo avverse, la velocità eccessiva, le distrazioni alla guida. I cittadini che abitano o transitano sulla Postumia chiedono alle istituzioni di intervenire con misure efficaci per prevenire e ridurre gli incidenti, come il miglioramento della segnaletica, l'illuminazione, le rotatorie. Purtroppo abbiamo saputo della triste notizia, esprimiamo vicinanza alla famiglia e profondo cordoglio da parte di tutta la comunità sambiagese. È già la seconda vittima nel 2023 e sulla base di questi dati e sulla base di quella che è una strada regionale che attraversa tutto il nostro comune, cercheremo di instaurare un dialogo con la regione, quindi con Veneto Strade, in particolare con l'assessore De Berti, che è sempre molto disponibile per trovare assieme delle soluzioni condivise. È una strada che da Olmi fino a Ponte di Piave non presenta rotatorie. Adesso con l'avvio di un accordo pubblico-privato avremo in entrata a San Biagio di Callalta una prima rotonda. Capiremo insieme appunto alla regione se questo tipo di interventi potrà aiutare il flusso più lento e controllato da parte degli automezzi che ogni giorno frequentano il nostro comune. Apprensione a Ponzano Veneto, dove anche via social sono state diffuse queste immagini che mostrano due giovani uomini, forse gli autori di alcune frazioni che si sono registrate negli ultimi giorni in alcuni condomini del centro. L'ultima tentata in via dell'Infanzia giovedì sera. Ponzano, lo ricorderete, era stata presa di mira dai ladri nell'autunno scorso, nel mese di ottobre. Voltiamo pagina, andiamo a Treviso città dove le opposizioni sono sempre più agguerrite per la questione del Park Vittoria. Oggi sit-in. Avete deciso insomma di ricorrere al TAR? Beh, allora è una delle possibilità, nel senso che i fatti ormai dal punto di vista amministrativo sono molto andati avanti e quindi l'azione legale è una delle azioni che potrebbe bloccare i lavori, perché noi giustamente oggi stiamo protestando, però questi hanno già ormai concluso l'iter burocratico. Il tempo stringe, pur di fermare le ruspe, le opposizioni in Consiglio Comunale a Treviso stanno raccogliendo le adesioni dei residenti per fare un ricorso al TAR contro il Park Vittoria. È la novità di queste ore, che va ad aggiungersi alla raccolta firme e alle altre azioni al Palazzo dei 300, tutte finalizzate a cancellare questo progetto che da più di 30 anni puntualmente si ripresenta alla città. Ma il 2024 si caratterizza per le battute finali sul campo burocratico, stando alle dichiarazioni dell'assessore competente. Lo stesso De Checchi ha detto che il monumento verrà spostato probabilmente attorno alla primavera, quindi i tempi sono molto rapidi. E se le ruspe dovessero entrare in azione, l'altra speranza è sottoterra. Sotto, come è stato trovato all'ex provincia, ci sono anche manufatti medievali se non romani e noi pensiamo che la sovrintendenza abbia l'obbligo di fermare questi lavori. Altro fronte è la raccolta firme per arrivare ad un referendum cittadino. Le raccoglieremo anche su moduli cartacei. Quello che ci interessa è che emergano le dimensioni della protesta. Un progetto che vincolerà la città per 50 anni di sindaci e consiglieri. Questo progetto meriti un consiglio comunale straordinario sul tema, nel quale esperti vengano chiamati a discutere e nelle quali i cittadini possano partecipare, possano farsi un'idea. E sulle penali che il comune dovrebbe sborsare a Parcheggi Italia, Giorgio Denardi, da imprenditore oltre che da consigliere comunale, è convinto che una mediazione sia possibile. I diritti del privato vanno rispettati come quelli del pubblico, trovare una sintesi, un accordo su una strada diversa per arrivare a un aggiornamento di quel contratto è assolutamente possibile e va perseguita. Col privato un accordo si trova e deve essere win-win, nel senso vincente per tutti. Abbiamo ancora tanto da raccontarvi, lo faremo subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per la pagina politica, è uno dei nomi più discussi, chiacchierati di questi giorni anche a livello nazionale, quello di Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, senatore, è dato come il favorito di Giorgia Meloni in vista delle regionali del 2025. Ieri sera De Carlo è stato ospite del nostro direttore Luigi Baccialli a Focus. Credo che siano oggettivamente buttate un po' premature, insomma, mancano 2 anni e abbiamo tanto lavoro da fare sia in commissione e, come dice giustamente il nostro governatore, anche in regione, e quindi
Adesso concentriamoci sul tanto lavoro che c'è da fare e poi dopo parliamo a tempo debito. Commenta così Luca De Carlo l'indiscrezione che lo vede indicato da Giorgia Meloni come candidato alla presidenza della Regione Veneto per il 2025, nel caso non dovesse passare la proposta di legge della Lega sul terzo mandato per i governatori. Per Zaia sarebbe tra l'altro il quarto, visto che la legge regionale veneta di attuazione è entrata in vigore nel 2015. Mentre il caso Sardegna infiamma il clima nel centrodestra, il senatore e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia vede come prematura la discussione sul Veneto. Oggi invece trova un po' di spazio all'interno di una discussione tra alleati, soprattutto magari su qualche ancora frizione che c'è in qualche regione, la Sardegna. Per cui nel calderone poi finiscono altri ragionamenti che insomma credo siano alquanto prematuri. Altra questione scottante è quella della riforma dell'autonomia differenziata che martedì approderà in aula, un tema non proprio nelle corde dei meloniani ma sicuramente in quello dei veneti. È un percorso lungo, è un percorso che prevede tanti passaggi ed è un percorso che grazie a Dio fa in modo, e questo va riconosciuto al ministro Calderoli, che anche i parlamentari, tutti, di qualsiasi estrazione, di qualsiasi gruppo politico, possano partecipare a questo processo di riforma dello Stato, che è un processo di riforma dello Stato importante, che i veneti sentono particolarmente, ma che non deve essere visto come un qualcosa contro le regioni del Sud, ma deve essere un qualcosa che mette anche le regioni del Sud nelle condizioni di migliorare la propria situazione. Ed è per questo, con questo spirito, che la Meloni approccia anche il discorso sull'autonomia. E proprio dell'autonomia vista da Sud ha parlato a Treviso nel corso di una presentazione Cateno De Luca, che molti di voi conosceranno, sindaco, sceriffo di Messina e tanto altro. Questo libro, Non tutto è successo, che rappresenta un po' la somma non solo della mia esperienza politica e professionale, ma anche per quello che sono aspetti personali. Un siciliano a Treviso per dimostrare che la volontà di cambiare uno Stato centralista non arriva solo dalle regioni del nord. E l'onorevole deputato della Regione Sicilia e il sindaco di Taormina l'ha ribadito anche ieri sera nel trevigianissimo Palazzo Rinaldi alla presentazione del suo ultimo libro Non tutto è successo. Un'occasione per raccontare anche come dalla regione più a sud dell'Italia, secondo De Luca, si senta forte l'esigenza di uno Stato federato. Autonomia dei territori, una confederazione, uno Stato leggero che faccia quelle poche cose per non continuare a fare danno. E per danni De Luca intende ad esempio l'ultima legge di bilancio. Fare leggi di stabilità a debito è la cosa più semplice e soprattutto continuare a bruciare oltre 30 miliardi di euro in interessi sul debito è l'altro delitto. Conti alla mano dunque per un onorevole che da sindaco di Messina ha messo a posto i bilanci di un comune in dissesto amministrativo. Fare il sindaco è una missione, non è un mestiere perché non campo di politica. E amministrare, il termine amministrare è cosa diversa dal fare politica. Amministrare significa avere il coraggio di rischiare di sporcarsi le mani e fare quelle scelte che chi ti ha preceduto non ha mai fatto. Io ho avuto finora la possibilità di amministrare 5 comuni diversi perché dove ho amministrato bene e altre comunità mi hanno voluto come sindaco. Lo slogan ormai che mi appartiene è sistemi e disastri degli altri e passa a un altro comune. Ed è grazie anche a questa esperienza che De Luca critica la cancellazione della legge sull'abuso d'ufficio chiesta da molti sindaci. Ma perché non concentrarsi sulla durata dei processi e sulla fuga di notizie? Perché un processo per abuso d'ufficio non deve durare massimo un anno, per cui tu mi indaghi, fallo, però poi mi devi dire in tempi reali e quindi quello diventa la vera rivoluzione se sono colpevole o se invece hai preso un abbaglio. Insomma, tanti temi che accomunano le diverse regioni italiane, dove, nella visione di Cateno De Luca, una rete di coalizioni civiche al posto dei partiti può governare un'Italia federata. Che cosa deve ancora succedere, visto che non tutto è successo? Cateno De Luca, presidente della regione siciliana, è ispiratore di un progetto autonomista e federalista che metta assieme in una rete nazionale tutto il civismo, tutto il movimento civico e autonomista che c'è in tutta Italia e avere finalmente al Parlamento nazionale dei gruppi che sono espressione del civismo e dell'autonomia autentica, dei territori che vogliono portare avanti il principio ciascuno comandi a casa propria.
Importante traguardo oggi a Castelfranco Veneto per una resanese doc, nonna Paolina Libralato, che ha festeggiato i suoi 100 anni. Nata a Resana nel 1924, Paolina Libralato ha poi abitato nella frazione castellana di Treville fino all'età di 97 anni. Prima di 7 fratelli si è sposata e ha avuto 3 figli, occupandosi della cura della casa e dei campi. Attualmente nonna di 9 nipoti e 9 pronipoti, nel tempo libero ama risolvere i cruciverba e nutre da sempre una grande passione per rossetti e acconciature. Oggi in casa di riposo l'ha raggiunta anche il sindaco di Resano, lo vedete, Stefano Bosa. Tanti auguri quindi a nonna Paolina. Adesso la pagina dello sport, il rugby, playoff, altro obiettivo centrato da parte dei leoni del Benetton, stavolta Newcastle. Se il 2023 si era chiuso il 30 dicembre con il bis in United Rugby Championship contro le Zebre di Parma, l'anno nuovo si apre con una vittoria a valanga in Coppa dei Leoni del Benetton in terra inglese, 57-18 contro i Falcons di Newcastle, risultato che ai trevigiani vale l'accesso ai playoff in European Challenge Cup. Trevigiani che sbarcano agli ottavi forti di un successo che a inizio partita non era affatto scontato, a cominciare dalle condizioni ambientali con una temperatura rigida e un forte vento, e dalla munizione a Ignacio Mendi per un avanti volontario su un'azione insidiosa degli avversari. Primi 3 punti, meta e trasformazione, e il Benetton va sotto 10-0. Ma a parità numerica in campo è tutta un'altra storia e i leoni tornano a dominare il campo colmando lo svantaggio e prendendo il largo. Il primo tempo termina sul 22-13 e nella ripresa la musica al Kingston Park non cambia. I biancoverdi non sbagliano un colpo, alla fine le mete sono 8 e valgono il salto alla fase finale della competizione con un turno di anticipo. 18-57 il risultato, i 5 punti fanno salire a 11 Treviso nel proprio raggruppamento, un primo posto provvisorio che, confermato o meno dalle altre partite del girone, per i ragazzi di coach Bortolami è un obiettivo centrato. A proposito di sport e grandi emozioni, finalissima di Supercoppa di Spagna, domani sera in diretta su Antenna 3 a partire dalle 20 in campo il classico Barcellona-Real Madrid. I Blaugrana di Xavi da una parte e i Blancos di Carlo Ancelotti dall'altra è il classico del calcio spagnolo in esclusiva su Antenna 3 domani sera alle 20 per la finale di Supercoppa di Spagna, in programma allo stadio di Riyadh in Arabia Saudita. Quarta edizione con la formula delle Final Four che vede sfidarsi prima e seconda squadra del campionato e vincitrice e finalista della Coppa Nazionale. Giovedì le semifinali con Sergi Roberto e i suoi che hanno superato senza difficoltà i baschi dell'Osasuna, mentre per Luka Modric e compagni battere l'Atletico Madrid non è stata affatto una passeggiata. 3-3 il risultato alla fine dei 90 minuti, 5-3 quello dei supplementari, e dunque classico sia domani sera alle 20 ora italiana in campo il meglio del calcio europeo che i telespettatori di Antenna 3 potranno vedere in diretta, vivendo minuto per minuto l'ennesima sfida tra madrileni e catalani. Sono questi ultimi a detenere il maggior numero di trofei nella storia della Supercoppa, 14, ma il Real segue a ruota con 12 e sarà ancora un grandissimo spettacolo. Grandissimo spettacolo, quindi lo ripeto, domani sera alle 20 su Antenna 3 e noi adesso andiamo a Belluno. La politica in primo piano, pace fatta almeno all'apparenza tra l'assessore regionale Giampaolo Botaccin e il segretario regionale della Lega Alberto Stefani. Ieri l'atteso incontro chiarificatore al K3 di Treviso, durante il quale Botaccin avrebbe avuto risposte e impegni precisi da parte di Stefani. Da Forza Italia Flavio Tosi continua però a tentare Botaccin. Giampaolo Botaccin resta nella casa in cui da mesi non si riconosceva più, almeno così sembra dall'esito dell'incontro chiarificatore tra l'assessore regionale bellunese e il segretario veneto del Carroccio Alberto Stefani. Dal K3 di Treviso, quartier generale della Lega, alla fine del faccia a faccia il clima pare più disteso. Devono trovare l'accordo e penso che Botaccin possa rimanere nella Lega, diceva a poche ore dall'incontro il segretario di Belluno Andrea De Bernardin, che racconta di aver lavorato non poco per agevolare il confronto.
aggiungendo però poi ognuno sceglie i propri percorsi. A quel tavolo sono arrivate le dichiarazioni al vetriolo dell'ex deputato trevigiano Giuseppe Paolin, che via Facebook aveva attaccato Bottacin, eppure la consorte, l'ex parlamentare Angela Colmellere. Stefani si è dissociato, non è la voce del partito, ha detto, rassicurando l'assessore sull'attenzione richiesta per il territorio bellunese. Si vedrà. Nel frattempo, proprio oggi a Belluno, il coordinatore veneto di Forza Italia, Flavio Tosi, ha smorzato i toni sul presunto pressing per l'auspicato cambio di casacca di Bottacin. Non c'è nessuna trattativa. Giampaolo, che conosco da 30 anni, che è persona capace, preparata e competente, sa che Forza Italia lo accoglierebbe ben volentieri. Proprio per queste caratteristiche speriamo che possa accogliere questo invito. Sappiamo che appunto in Lega ci sono delle discussioni in atto, ma non ci ingeriamo, aspettiamo insomma che Giampaolo decida. Il nuovo banco di prova allora sarà la prossima riunione della Commissione Urbanistica Regionale, che dovrà dare il parere vincolante sulla delibera di giunta relativa al riparto dei proventi derivanti dall'idroelettrico prevista dalla legge regionale del 2020 voluta dall'assessore Giampaolo Bottacin. 100% a Belluno, 19 milioni su un totale di circa 28. La discussione era all'ordine del giorno giovedì, ma il punto è stato rinviato. Quindi lo avete visto nel servizio di Tiziana Bolognani con le immagini di Stefano Bozzi. Flavio Tosi oggi era a Belluno per il congresso di Forza Italia, il primo del partito dopo un lunghissimo periodo di silenzio che ci riporta ai tempi del PDL nel 2009. Energia, carica e voglia di lavorare per il territorio, le parole d'ordine di una rinnovata stagione di Forza Italia anche a Belluno, un'agenda politica che guarda la montagna e ai suoi abitanti e quindi ai problemi che attanagliano il territorio più vasto del Veneto e alle risposte che i cittadini richiedono. La legge sulla montagna sicuramente è una di queste, ma anche l'autonomia che può e deve dare slancio alla regione e alla provincia di Belluno per fare in modo che le persone, soprattutto i giovani, scelgano di vivere nel nostro territorio. C'è poi l'annosa questione viabilità con la necessità di un asse viario che guardi verso nord per fare di Belluno l'anello fondamentale del collegamento fra Venezia e l'Europa. Su questo dobbiamo assolutamente lavorare insieme anche ai collegamenti intervallivi per fare in modo che le persone possano spostarsi più agevolmente all'interno del nostro territorio. Attesissimo il coordinatore regionale Flavio Tosi, che la scorsa estate in città presentò le new entry nel partito, che ambisce alla doppia cifra ai prossimi appuntamenti elettorali europee e amministrative, ma che non disdegna l'apporto prezioso delle civiche. A livello comunale le liste civiche, massimo rispetto, rimangono radicate col loro nome sul territorio, dopodiché quando sono le provinciali, le regionali, le elezioni politiche, le elezioni europee, chi sta nelle civiche sostiene Forza Italia, ma Forza Italia non vuole cancellare le liste civiche, chiede di aderire a un progetto più grande mantenendo la loro identità. In provincia di Belluno più del 50% dei comuni andranno al rinnovo la prossima primavera. Forza Italia è al lavoro con gli alleati di governo e naturalmente con le liste civiche. Il civismo è la parte importante e fondamentale per vincere le partite delle amministrative. Dalla politica alla sanità il passo è davvero breve. Il 2024 si apre con nuove idee e programmi per l'implementazione dell'attività di elisoccorso nel bellunese. Il commissario dell'ULS 1 Dalben sta pensando alla presenza di un secondo elicottero per periodi brevi, oltre a quello già istituzionalizzato nel periodo estivo. Ci sono delle situazioni di periodi molto corti, voglio dire anche di una giornata, che potrebbero richiedere l'utilizzo di un secondo elicottero, che possiamo trovare con l'aiuto, come dire, sempre in rete con gli altri elicotteri che abbiamo in Veneto, oppure pensare ad avere per quella giornata, per quell'occasione, per quella manifestazione, un secondo elicottero a disposizione. Il raddoppio dell'elicottero del SUEB nel bellunese non solo nel periodo estivo. All'ULS Dolomiti più che un mero auspicio, giacché una soluzione è prevista in tempi brevi, lo afferma il commissario Giuseppe Dalben, che nel frattempo ha dato indicazioni all'ufficio tecnico dell'azienda sanitaria di progettare l'ampliamento della pista al San Martino. Abbiamo visto proprio in questo periodo, no, che su Belluno sono atterrati contemporaneamente due elicotteri in sostanza, e quindi non è che possiamo tenere l'elicottero in volo sopra l'ospedale in attesa che l'altro parta, quindi c'è la necessità proprio di allargare e di risistemare, quindi riposizionare, ammodernare la base di Belluno,
Belluno alle esigenze attuali. Su Belluno arrivano sovente in contemporanea 2 elicotteri, dobbiamo essere pronti ad accoglierli, annota Dal Ben. Gli spazi ci sono, serve creare una zona certificata per la sosta di un altro elicottero come la base EMSA di Pieve di Cadore. I tempi rapidissimi, assicura Dal Ben. Un elisoccorso quindi ancora più efficiente per la montagna bellunese, che osserva con soddisfazione i dati dell'attività svolta durante le festività natalizie. Su un totale di 1260 uscite del SUEM, 53 sono state le missioni dell'elicottero, prevalentemente per incidenti sulle piste e malori. Oltre 5.000 gli accessi al pronto soccorso, più di 4.000 le chiamate alla centrale SUEM. La risposta dalla rete di servizi è stata all'altezza del sistema sanitario veneto. Fortunatamente non è stato necessario l'intervento dell'unità cinofila da valanga, che turna da decenni alla base del SUEM 118 di Pieve di Cadore. Gli interventi di valanga per fortuna sono rari, però la loro presenza è assolutamente indispensabile. Ogni qualvolta il rischio è superiore a 2 o superiore a 2, l'unità cinofila è presente in base. Lo scorso anno, ad esempio, era con noi anche il mese di maggio, perché c'era ancora un rischio residuo e quindi è rimasta assieme a noi prolungatamente durante la stagione. Siamo alle battute conclusive, prima però di lasciarvi al meteo c'è ancora spazio per i vostri presepi. Questa sera quelli di George e Noa di Sant'Alberto di Zero Branco, Ivano Zullato di Motta di Livenza e ancora Matteo e Martina Cuccarolo di Spineda di Riese Pio X, Silvano Alberti di Salgareda. Questi quindi i vostri presepi. È tutto sia da Treviso che da Belluno. Buona serata. Someone happy, make just one heart the heart you sing to. Pizza pies and carousels, the fountains and the wishing wells. Remember when we roamed in Italy? Switzerland, we loved it too, although we left there black and blue. Remember when we tried to learn to ski? Those 2 days in London town, we Yankee do. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in ulteriore aumento. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di tempo asciutto. Vediamo insieme il dettaglio.
Sul Veneto la grafica di domenica 14 gennaio evidenzia un cielo piuttosto grigio. Avremo foschie e nebbie nelle ore più fredde. In montagna non sono escluse locali schiarite. Temperature stazionarie, minime ancora sotto zero, massime tra 3 e 5 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà da nuvoloso a coperto un po' ovunque, come vediamo dalla grafica, specie sulle zone di pianura. Sui rilievi possibili parentesi soleggiate. Temperature minime tra meno 3 e 2 gradi, massime sui 4-7 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà molto più soleggiato, con soltanto alcune nubi alte e velature in transito. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sugli 8 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.